Vittoria interna per 3-0 per la Vigor per conti di Lorenzo Di Mario, che dopo aver sconfitto il Città di Ciampino nell'ultima di campionato batte il Tor di Quinto e vola ai quarti di finale del campionato Under 15 Elite nei playoff. Vigor che incontrerà il Savio domenica 4 maggio al Raimondo Vianello, prima occasione in favore proprio della formazione blaugrana, questa volta in maglia bianca. Palla che termina al lato, a rispondere il Tor di Quinto con questo calcio di punizione battuto in area di rigore, sfera che termina però sul fondo. Vigor che accelera con il calcio di punizione battuto da Paganini, che trova il vantaggio, portando così in vantaggio appunto i blaugrana. Vigor 1, Tor di Quinto 0. Ancora straordinaria prestazione balistica da parte del calciatore della Vigor, che ci riprova poco più tardi con il portiere del Tor di Quinto che devia il pallone in calcio d'angolo. Nella ripresa è il Tor di Quinto a provare, questa volta da calcio piazzato, il sinistro in area di rigore con il colpo di testa che termina però oltre i pali difesi dal portiere della Vigor. Poi blaugrana che sfiorano il raddoppio nel corso della ripresa, palla che termina in calcio d'angolo. Tor di Quinto che insiste alla ricerca del pari, sfera sul lato di sinistra, palla verso il centro, conclusione che però non trova lo specchio della porta. Match che prosegue con la Vigor per conti che trova il raddoppio al 25esimo del secondo tempo con Bobeica e l'errore da parte della retroguardia dei rossoblù. Bobeica che raddoppia così il match. Vigor 2, Tor di Quinto 0 nel finale al 32esimo. Cavalcata da parte di Touré che in contropiede di sinistro trova l'angolino in basso a destra del portiere del Tor di Quinto, chiudendo il match sul 3-0. Vigor batte Tor di Quinto 3-0. Vigor che troverà appunto il Savio.